L'hanno accusata di voler far campagna elettorale sul luogo di una delle più gravi tragedie che abbia colpito la Marca negli ultimi anni. Lei ha risposto spiegando di aver avviato il più grande tour per i comuni che un candidato abbia mai fatto in Italia. Ma la visita di oggi al Molinetto della Croda di Refrontolo non è certo stata esente dalle polemiche. Alessandra Moretti visita il pilastro dove ci sono le foto delle 4 vittime della tragedia, poi si sposta qualche minuto davanti al mulino, infine risponde ai giornalisti che la interpellano sui ritardi della Regione nell'inoltro della richiesta di calamità per quella notte. Una responsabilità molto grave, perché la Regione è competente in questo caso e deve avviare tutte le pratiche, doveva farlo già da tempo, non l'ha fatto e credo che di questo ne dovrà anche rispondere. Parole alle quali replica a distanza Luca Zaia. Sono 4 milioni di euro della Regione messi lì sul tavolo dopo un giorno dalla tragedia, un giorno, e dopo 6 mesi e 8 giorni, nonostante i pellegrinaggi degli esponenti del PD, nonostante i pellegrinaggi di tutti i sostenitori, nonostante tutte le polemiche, il governo ha presentato zero. Il governatore spiega di aver inoltrato le richieste a Roma per i rimanenti 2 milioni e 523 mila euro, una mail partita all'indomani della denuncia del PD e ad oggi priva di risposta. Il problema è che non c'era la pratica, bene, gliel'abbiamo mandata giù subito, noi le pratiche le avremmo presentate tutte assieme, abbiamo avuto 18 eventi in Veneto, abbiamo stralciato la pratica e le abbiamo mandata giù 2 giorni fa, quindi sono già passate 48 ore e ancora i soldi non ci sono. La politica regionale interviene sempre dopo le tragedie, la politica deve invece avere la visione e la lungimiranza di intervenire prima per evitare che queste tragedie come quella del 2 agosto si ripetano.